Ecco, Venezia si sta spopolando perché le persone muoiono. Le parole del sindaco Brugnaro dopo l'allarmante superamento dei posti letto per turisti su quello per i residenti. Il contributo d'accesso è inefficace a regolare i flussi turistici. Alla vigilia del voto in Consiglio Comunale le opposizioni invitano i cittadini a recarsi a Ca' Farsetti per la votazione. La Guardia di Finanza di Venezia ha individuato una filiera di commercianti che immettevano sul mercato materiale elettrico contraffatto del valore di 22 milioni di euro. Schianto mortale questa mattina a Mirano, a perdere la vita un 31enne di Martellago in moto, scontratosi con un'auto, nulla da fare per il Centauro. Amputata la mano a un 21enne di Mirano, la scelta sofferta dai medici dopo che al ragazzo è esplosa tra le mani una bomba carta di fabbricazione artigianale. A Murano preoccupa lo stato di degrado del Ponte Toffolo, il ponte principale dell'isola. La denuncia arriva dalla consigliera Wiesmann che chiede al comune un intervento urgente di restauro. Dalla politica alla cronaca, dall'economia alle storie di ogni giorno, i riflettori di Ring si riaccendono sui fatti del Veneto. Stasera il primo appuntamento dalle 21:15. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. E dunque, prima di cominciare con i servizi, lo avete sentito, riparte Ring, vi sottopongo il quesito del nostro sondaggio di questa sera. Fuga in Forza Italia. È duello Tosi-Zaia? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Come sempre è sufficiente digitare questi numeri perché il vostro voto, la vostra opinione venga registrata. E poi come sempre l'esito nel corso di Ring questa sera dalle 21:15. A Venezia si sta spopolando la città perché le persone muoiono, così ha detto il sindaco Brugnaro commentando i dati sullo spopolamento diffusi dall'Osservatorio Civico sulla casa e sulla residenza. Si chiama saldo migratorio tra le persone che escono dal centro storico e quelle che entrano. Il saldo migratorio è quasi leggermente positivo, nel senso che sono 2-3 persone, ma è positivo, cioè non c'è gente che esce dal territorio, non c'è da trattenere i cittadini, non vanno da nessuna parte. E dice, ma allora perché continuano a calare? Perché muoiono, le persone muoiono. È una città vissuta da molte persone anziane, l'Italia è il paese più vecchio del mondo e le persone stanno morendo. All'indomani dei dati diffusi dall'Osservatorio Civico sulla casa e la residenza, che vedono a Venezia più posti letto per i turisti che residenti, il sindaco Brugnaro replica dunque così, aggiungendo che il problema non riguarda solo il centro storico. In tutto il comune di Venezia, ma non solo Venezia, in tutte le città, guardatevi i dati demografici, i numeri stanno calando. La città di Venezia, comune non città storica di Venezia, scenderà, eravamo 260.000 abitanti, scenderà sotto i 250.000. Ma questo è il trend di tutte le città, sono pochissime quelle in contro. Per cui diciamo le cose vere. Qui non si tratta di trattenere i cittadini che stanno andando via, perché non è vero, non va via nessuno. O chi va via comunque è compensato da chi rientra. Il problema è attirarne di nuovi e il progetto che noi abbiamo lanciato è questo del raddoppio dell'università. E mentre la città si spopola, domani si prevede un consiglio comunale infuocato sul contributo d'accesso, su cui il sindaco al momento preferisce non sbilanciarsi. Quello che dico ai cittadini veneziani: siate orgogliosi, perché sicuramente non è mai stato provato in tutto il mondo una cosa del genere. Se vogliamo difendere la città dobbiamo avere il coraggio di fare delle cose. Non sarà mai un ostacolo ai cittadini, alla vita dei cittadini. Credo che ci voglia un po' di moderazione quando si fanno le cose e bisogna avere anche un po' di fiducia, trasmettere anche un po' di fiducia. I dubbi, le preoccupazioni, le critiche però sono legittime, ci stanno, ce ne ho anch'io tanti. Poi una volta sciolto i dubbi si fa e si sceglie. E il contributo d'accesso sarebbe inefficace a regolare i flussi turistici. Alla vigilia del voto in Consiglio Comunale le opposizioni invitano i cittadini a recarsi a Ca' Farsetti per la votazione che avverrà nel pomeriggio. Il provvedimento è arrivato in aula la prima volta all'inizio del 2019. Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il contributo di accesso al centro storico di Venezia. 22 voti favorevoli, 5 contrari. PD e Lista Casson non hanno preso parte al voto. Febbraio 2019. Il Consiglio Comunale di Venezia approva a maggioranza il regolamento per il contributo d'accesso. Settembre 2023. Dopo 4 anni e mezzo di rinvii e modifiche, il provvedimento torna in aula per quella che dovrebbe essere l'approvazione definitiva.
Ed è un ritorno che avviene con una rapidità che insospettisce le opposizioni. E dopo tantissimi anni in cui questa amministrazione continua a rinviare, nel giro di meno di una settimana sono state fatte le commissioni e si arriva alla votazione in Consiglio Comunale. Cosa appunto piuttosto strana. Evidentemente l'allarme UNESCO ha dovuto accelerare la questione, però di fatto è solo uno specchietto per le allodole per nascondere i veri problemi di Venezia. Secondo la segretaria del PD veneziano Monica Sambo, se lo scopo del contributo d'accesso è di governare i flussi turistici che attraversano la città, allora quello che si va ad approvare è un provvedimento inefficace. Innanzitutto non prevede un numero chiuso, poi non si applica ai veneti e si applica solo per 20 giorni all'anno. Inoltre basta pagare un ticket d'ingresso appunto e si entra in città, un po' come nei parchi a temi. Il PD veneziano sostiene delle misure alternative che sostiene essere più facili da realizzare e più efficaci. Ci sono molte proposte che abbiamo anche fatto, alcune anche subito applicabili. Pensiamo alla ZTL sul Ponte della Libertà per far accedere solo chi risiede e chi lavora da un lato, dall'altra le ZTL acque per limitare in qualche modo l'accesso ai lancioni Gran Turismo, ma anche soluzioni ad esempio attraverso la prenotazione collegata però ai servizi che ci sono in città. Sappiamo ad esempio quanto è carente il servizio del trasporto pubblico locale, in primis nei confronti dei residenti, ma ovviamente anche per quanto riguarda il turismo. Veniamo alla cronaca di queste ultime ore con la tragedia che si è consumata stamattina a Mirano, lungo via Cavin di Sala, dove è morto un trentenne in sella alla sua moto nello scontro con un'auto condotta da un altro giovane, un 27enne del posto. Il motociclista stava andando al lavoro alla Speedline. Avrebbe compiuto 31 anni tra una settimana, il prossimo 18 settembre. Non ce l'ha fatta Alessandro Furis. In sella alla sua rossa Ducati si stava recando al lavoro alla Speedline quando alle 8:30 del mattino a Mirano, lungo via Cavin di Sala, si è scontrato contro la Ford Fiesta grigia condotta da un 27enne del posto che, uscita da Via Bianchi, si stava immettendo, svoltando a sinistra sempre lungo la stessa via Cavin di Sala. Violentissimo l'impatto tra i due mezzi che non ha lasciato scampo al centauro, morto praticamente sul colpo nonostante i vari tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del SUEM 118. Chiusa al traffico per diverse ore nei due sensi di marcia la via del sinistro per permettere i rilievi del caso. Ora al vaglio degli inquirenti e la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese la dinamica del tragico incidente che sarebbe stato causato, secondo una prima ricostruzione, dall'alta velocità da una parte e da una mancata precedenza dall'altra. Il cordoglio del primo cittadino di Mirano. Il tema di una velocità elevata che comunque non rispettava il limite è del tutto evidente. Da parte di chi? Da parte del motociclista. Ora la velocità a cui andava ovviamente non la sappiamo. Questa però è un'arteria che ha un limite di velocità di 30 km/h. Alessandro ieri aveva trascorso la serata a Jesolo in compagnia di amici e questa mattina, come faceva da 10 anni a questa parte, si stava recando al lavoro a Santa Maria di Sala. Un ragazzo solare, riservato e ben voluto da tutti, svolgeva molto bene le sue mansioni, dicono di lui i colleghi della Speedline, con cui aveva condiviso tante battaglie sindacali con gli ultimi presidi a tutela del posto di lavoro. Colleghi in lutto che oggi lo commemorano nella pagina Facebook. Alessandro abitava a Olmo di Martellago con la mamma, era il suo unico figlio. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa 3 milioni di materiali elettrici contraffatti destinati a essere venduti in oltre 600 negozi in tutta Italia per un ricavo stimato di oltre 22 milioni di euro. L'indagine è partita dopo i controlli ad alcune attività commerciali gestite da cinesi nel porto gruarese e il ritrovamento di circa 10.000 oggetti come interruttori, prese, pulsanti, scatole, eccetera, importati dalla Cina, risultati contraffatti. L'importatore è una società con sede legale in provincia di Monza. I soggetti coinvolti sono al momento 2 persone di origine asiatica. Amputata la mano a un 21enne di Mirano, la scelta sofferta dei medici dopo che al ragazzo è esplosa tra le mani una bomba a carta di fabbricazione artigianale. Il fatto è avvenuto sabato scorso lungo via Novello. Siamo a Mirano in via Porara, angolo via Novello. È qui che sabato pomeriggio un 21enne si è visto esplodere tra le mani un ordigno, una bomba a carta.
Fatto per il quale poi, per salvargli tutto il braccio ed evitare ulteriori gravi complicazioni di salute, i medici dell'ospedale di Mirano si sono trovati costretti ad amputargli la mano. 2 leggermente feriti e quasi illesi gli altri amici del gruppo dei 5, 2 dei quali appena sedicenni. Sul fatto indagano gli agenti della polizia locale del Miranese, chiamati con i carabinieri sia dai residenti che da alcuni automobilisti allertati, spaventati dal forte boato tipo una bomba, così al telefono per chiedere aiuto. Sul posto le forze dell'ordine mai si sarebbero aspettate di trovarsi di fronte ad uno scenario da horror. Le schegge dell'ordigno volate ovunque, in ogni dove, poi cerchiate dai segni rossi degli inquirenti, con la mano del 21enne letteralmente spappolate a brandelli, e così pure parte dell'avambraccio. Feriti fortunatamente non gravi ma sanguinanti gli altri amici di lui. 2 le piste ora al vaglio delle indagini, la prima con la versione fornita dal gruppo del 21enne ferito, e cioè che arrivato in bici si sarebbe trovato la bomba a carta in mezzo alla strada che, maneggiata per la curiosità, sarebbe esplosa. E la seconda sembra quella al momento più accreditata, con l'ordigno fabbricato dagli stessi ragazzi. Un 28enne di origini nordafricane è stato arrestato a Mestre dalla polizia per furto aggravato ai danni di un'anziana in via Piave. Il fermo risale al 6 settembre. Il giudizio per direttissima ha convalidato l'arresto. Il giovane con diversi precedenti al giovane sarà revocato il permesso di soggiorno. I carabinieri hanno invece arrestato per furto aggravato un 19enne italiano. Aveva nascosto nello zaino alimentari del valore di circa 200 euro presi da un supermercato del centro. È stato condannato a 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. E ora veniamo al lutto nel mondo del giornalismo veneto. Si è spenta a 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, giornalista padovana, già corrispondente dell'Unità, del Mattino di Padova, del Fatto di Enzo Biagi, del TG3 e del TGR Veneto. Lo scorso marzo aveva ricevuto il premio alla carriera dell'Ordine dei giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale per la crescita dell'informazione. Numerosi messaggi di cordoglio, tra questi quelli del presidente del Veneto Luca Zaia, che tra gli altri invia le più sentite condoglianze ai figli e in particolare a Walter Milan, capo ufficio stampa della regione. Ci uniamo naturalmente al dispiacere e al cordoglio per questa perdita di una collega. A Murano preoccupa lo stato di degrado del ponte Toffolo, il ponte principale dell'isola. La denuncia arriva dalla consigliera Sara Wiesmann, che chiede al comune un intervento urgente di restauro. E se questo ponte viene chiuso per inagibilità, si può andare da una parte all'altra soltanto con la barca. E questo, nella settimana del Glass Week, è il nostro biglietto da visita. Sara Wiesmann ha depositato in comune un'interrogazione in cui chiede con estrema urgenza interventi sul ponte Lino Toffolo. Sono 5 anni che la consigliera del Movimento 5 Stelle denuncia le condizioni in cui si trova il ponte principale di Murano. Nel 2018 era stata votata una mia mozione all'unanimità per rimettere appunto a posto tutto quello che era la struttura. Quando hanno fatto i rilievi si sono accorti che era molto compromesso il ponte, dopodiché allora si sono trovati di fronte a dover farlo completamente nuovo. 2 anni fa hanno dovuto intervenire per la messa in sicurezza, riducendo tra l'altro il calpestio del ponte con dei parapetti provvisori interni e rimettendo dei supporti ai gradini e sotto l'arcata. Da allora non è più successo niente e gli interventi provvisori iniziano a dare segni di usura. Mauro Bullo ha un passato da caposquadra dei Vigili del Fuoco di Venezia che gli consente uno sguardo da addetto ai lavori sullo stato dell'arte. È stato ristretto perché le parti esterne della passamaneria stanno cadendo, quindi è stato ristretto. Tutta la parte sopra dove c'è la passamaneria attuale di legno è tutta con le schegge tutte alte. Tutte le lame che tengono il gradino si sono staccate e si sono alzate. È pericolosissimo. Come vediamo da certe immagini, non si può neanche più camminare in sicurezza perché la gente cade. Adesso sono costretta a dover intervenire rivolgendomi a chi di dovere, come dei vigili urbani o magari addirittura ai vigili del fuoco. Ora un velocissimo break, ritorniamo tra breve.
Di nuovo in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Prima di andare avanti con i servizi, un flash di cronaca che mi inoltrano i colleghi della redazione di Venezia. Un bambino di 1 anno e mezzo, residente a Portogruaro, di origini serbe, è morto a 1 ora dal suo ingresso in pronto soccorso a Portogruaro poco fa, poco prima delle 19 dunque. Era entrato alle 17:45 per un gravissimo trauma cranico. Sembra dopo essere stato investito nel giardino di casa mentre era in sella alla sua biciclettina, ma la dinamica è tutta da chiarire. È stata disposta l'autopsia sul corpo del bambino, certamente ci sarà la procura che immediatamente aprirà un'inchiesta, immaginiamo, su questo caso. Sono le prime sommarie informazioni che vi possiamo dare. Se avremo aggiornamenti naturalmente siamo qui. Adesso parliamo dei primi 4 bus a idrogeno che sono arrivati, presentati stamattina a Favaro Veneto, entreranno in servizio nei prossimi giorni. Sono 220 milioni di euro che verranno investiti sul green in maniera concreta tra l'acqueo e la terraferma. In questo caso abbiamo i primi 4 bus all'idrogeno che saranno i primi di 90 che avremo ovviamente nei prossimi mesi grazie a questa azienda che ha vinto la gara, che è la Solaris, ma è una scelta veramente strategica. Sono stati presentati stamane a Favaro presso il deposito del tram in via Montecelo i primi 4 bus a idrogeno che inaugurano la svolta green della nuova flotta AVM ACTV. Si ricaricano in maniera molto più veloce e fondamentalmente hanno una autonomia di percorrenza molto più lunga. Sono costruiti sul modello dei 30 mezzi full electric introdotti a Lido e Pellestrina nel 2019. Il rifornimento sarà assicurato presso la stazione Eni di via Orlanda, la prima in Italia, aperta da giugno 2022 al pubblico per la distribuzione di idrogeno quale gas di alimentazione per la trazione di veicoli privati e bus. È una tecnologia innovativa, noi siamo i secondi in Italia dopo Bolzano, i primi autobus idrogeno sono stati introdotti a Bolzano e noi siamo partiti su questa strada dell'idrogeno perché ci crediamo molto, crediamo in questa tecnologia, tant'è vero che ne abbiamo ordinati altri 90. La previsione è di mettere in funzione nel primo semestre del 26 tutta la flotta idrogeno, che quindi sarà di 94 mezzi. Particolare attenzione è stata dedicata al comfort di guida e alla sicurezza per i conducenti e per i passeggeri. I bus infatti sono estremamente silenziosi. Per ricordare il 22esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle di New York, l'11 settembre del 2001, l'associazione gondolieri e la remiera francescana di Castello hanno organizzato un corteo acqueo sul Canal Grande a Venezia. Le imbarcazioni, lo vedete nelle immagini, sono partite dalla pescheria di Rialto e hanno percorso il Canal Grande in direzione Punta della Dogana fino al bacino di San Marco. Presente anche un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco, un alzaremi che si è svolto davanti a Cafarsetti, sede del municipio di Venezia. Un secondo è stato fatto invece in bacino San Marco e avete visto le immagini. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso come sempre previsioni del tempo e poi l'edizione di Treviso. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Anticiclone ancora protagonista, ma sul nostro territorio lo scenario cambierà mercoledì con l'aumento dell'instabilità. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 12 settembre. Sul Veneto bel tempo, tanto sole ovunque con inizialmente cielo sereno. Intensificazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio, possibile anche qualche locale foschia in pianura nelle ore più fredde. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime sui 14-19 gradi, massime tra 26 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui soleggiato, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura. Temperature minime tra 18-19 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, tuttavia nel pomeriggio sera saranno possibili alcuni rovesci o temporali sparsi.
Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.